Stadio Nino Vaccaro di Mazara del Vallo, 17ª giornata del girone A di eccellenza, secondo turno del girone di ritorno, che vede di fronte la Mazzarese di mister Iacono, fuori per squalifica dopo il rosso rimediato sul campo dell'Enna 7 giorni fa, e la Don Carlo Misilmeri di mister Salvatore Aronica, che cerca ancora i primi punti da tecnico dei biancorossi dopo il KO della scorsa settimana contro la Pro Favara. Si parte con la formazione in maglia nera che attacca con Ogbebor, conclusione respinta con i piedi da Marco Moschella, prima da titolare per lui appena arrivato dalla Licata. Calcio di punizione per la Don Carlo, colpo di testa di Colombatti, pallone sul fondo per il primo tentativo della squadra di Aronica, e qui si difende sugli sviluppi di un calcio angolo. Ancora Ogbebor alla battuta, Frisella ripropone, la palla viene allontanata sui piedi di Erbini che calcia col sinistro, la palla scende ma poi non trova la porta. Occasionissima qui per la Don Carlo, angolo di Lonigro, la sponda di Costantino, non c'è nessuno pronto sul secondo palo, può allontanare la difesa della Mazzarese che qui si salva. 40° minuto, 5 alla fine più recupero del primo tempo, calcio di punizione, Alessio Lonigro che prende il posto di Concialdi squalificato alla battuta dei calci piazzati, nulla di che purtroppo. Poi 4,5 nel corso del secondo tempo, altro piazzato per la Mazzarese, questa volta va Ogbebor, palla sopra, la traversa a Moschella che controlla la situazione. Poi 10 minuti e 50 secondi, Ambro viene letteralmente mangiato dall'indiavolato russo che mette in movimento Lettieri, il quale a sua volta lancia Mario Secan, il grande ex a tu per tu con Moschella che lo ipnotizza ma non può nulla sul tapin vincente di Lettieri, che porta dopo 11 minuti di gioco la Mazzarese in vantaggio. Esplode il pubblico del Nino Vaccaro per un gol molto importante nell'economia della partita. Grande equilibrio interrotto dall'uomo scelto da Iacono per sostituire almeno dal primo minuto Perrone. Poi si lancia in avanti alla ricerca del pareggio la Don Carlo Misilmeri, qui la palla messa dalla tre quarti di Pellegrino per lo Gerfo che anticipa un Furnari totalmente a vuoto, ma la palla si perde fuori. Poi dall'altra parte Secan prova ad accendere il motore, atteso da Costantino, la palla scaricata indietro per Erbini, palla fuori ad un passo al 2-0 la Mazzarese che poi dovrà difendersi in maniera strenua per tutto il secondo tempo. Calcio di punizione, ancora Lonigro a battere la soluzione sul secondo palo, colpo di testa e il volo di Furnari a negare il pareggio alla Don Carlo. Ma passano 4 minuti, calcio d'angolo, pallone allontanato dalla difesa della Mazzarese sui piedi di Lucera, entrato in campo nella ripresa, il pallone messo bene sul secondo palo, c'è una sponda, poi c'è l'altro colpo di testa di Costantino per Vincenzo Manfrè che in rovesciata batte Furnari, lo ipnotizza, lo pietrifica sulla linea di porta. Gol di Vincenzo Manfrè, 1-1, pareggio meritato per la Don Carlo che avrebbe anche 20 minuti più recupero per provare a sorpassare. Ci prova con tutte le sue forze, anche se qui si espone alla ripartenza della Mazzarese con Secan che propone al centro, la palla arriva Ogbebor sul secondo palo, conclusione di sinistro alta sopra la traversa, e allora si rifionda in avanti la Don Carlo proprio sul ribaltamento di fronte con Lucera che punta Russo, lo salta, mette al centro a trovare Cerniglia, anche lui è entrato dalla panchina, mette fuori Giardina sulla linea. Occasioni da una parte e dall'altra, qui Sino con l'apertura rischiosa ma efficace su Fricano che scende sulla destra, può proporre il cross sul secondo palo, c'è Lucera, conclusione beffarda che però viene messa in calcio d'angolo da Furnari, scatenato il portiere della Mazzarese che un paio di minuti dopo deve ancora difendere i suoi pali. Qui Manfrè non riesce a intervenire, la palla arriva a Cerigna, conclusione ancora di controbalzo, ancora Furnari a dire di no. A 10 dalla fine al capitano della Don Carlo, arriviamo al 90° scaduto con Lucera che cerca spazio per liberare il cross, per costretto ad andare indietro da Africano, il cross, il colpo di testa per la palla arriva ancora a Cerniglia, questa volta conclusione strozzata che si perde fuori al 4° minuto di recupero. Ultima occasione per la Don Carlo col calcio d'angolo, anzi calcio di punizione ovviamente, di Lonigro per Colombatti, colpo di testa alto, non riesce, quanto accaduto a Casteldaccia sugli stessi sviluppi. Poi l'ultimo tentativo dopo 8 minuti e mezzo di recupero non riesce, l'aggancio a Raimondo Lucera, si spengono qui le speranze della Don Carlo che comunque sblocca il suo tabellino e quello di mister Aronica pareggiando a Mazara. Da Sportisili è tutto, alla prossima!